Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto che vi giunge dal Donorione. Scontro di alta classifica a Montemario, si affrontano infatti per la 19ª giornata Football 8 Roma Nord e Venere in Bikini. Attacca sulla destra la Venere in Bikini con Parroni, attenzione, salta un uomo, palla sul macino, Parroni, Parapinotti, attenzione poi Natalucci, salvataggio sulla linea. Borci nel cerchio di centrocampo, apre sulla destra e va a proporsi in mezzo, attenzione al pallone giocato al limite dell'area, il tocco con la punta, Pinotti in qualche modo e poi Ponziani deposita in rete, vantaggio della Venere in Bikini con Ponziani che raccoglie il tapino e fa 1-0. Ancora la Venere in Bikini con Borci che vede la corrente Parroni, attenzione però il piazzato al lato di poco. Prova a reagire la formazione di Bonfiglio, Casagrande, cerchio di centrocampo, però addirittura la conclusione, Opara si distende in corner. Attaccano i padroni di casa, attenzione a Giai che la controlla, la mette in mezzo, attenzione libera Eusepi e poi ancora Casagrande e poi ancora Opara in qualche modo. Alla ricerca del gol del pareggio, attacca ancora il Futboletta con l'azione che si snoda sulla destra, attenzione a una serie di dribbling, c'è poi il tocco centrale per Melchiorre, Opara mostruoso questa sera. Eusepi va all'apertura sulla destra su Parroni che prova il break, salta secco De Angeli, il numero 10 punta la porta, attenzione a Parroni, dribbling, salta anche Casagrande, va alla conclusione, Pinotti in qualche modo. Prova a rallentare i ritmi la Venere con Borci che però subisce fallo nel cerchio di centrocampo. Attenzione al destro di Eusepi che va alla conclusione, in porta Eusepi, 2-0 Venere in Bikini, la 16ª perla di Andrea Eusepi, è una magia che si infila alle spalle di Pinotti, 2-0 Venere in Bikini. Ponziani recupera il pallone e poi parte palla a piede conducendo il contropiede della Venere in Bikini, ne salta due, Ponziani apre sulla sinistra, c'è Borci tutto solo, il controllo, la conclusione di Borci, 3-0 Venere in Bikini, segna sempre lui, Nico Borci, e adesso al Donorione dilaga la formazione di Andrea Eusepi. Nella propria metà campo il Futboletta, attenzione a Borci che recupera il pallone, tutto solo Borci, il pallonetto, traversa. Ancora un contropiede della Venere in Bikini, il pallone giocato per Borci di tacco, attenzione all'apertura su Anello, tutto solo Anello, il tocco in mezzo, Borci col ginocchio, 4-0 Venere in Bikini, 4-0 della Venere, ancora Borci, 26 in campionato, doppietta questa sera. Nella propria metà campo il Football 8, ma arriva in questo istante il triplice fischio del direttore di gara. Termina quindi così con una prova di forza dirompente della Venere che vince per 4-0 al Donorione e si riappropria della vetta della classifica. Sicuramente loro sono già una squadra superiore, prima in classifica, ma hanno giocatori di altissimo livello, da Eusepi al portiere, insomma Nico Bosci davanti, quindi complimenti a loro. A noi ci mancavano 3 titolari, ma non è una scusa, avrebbero secondo me, comunque sono la squadra più preparata del torneo. Quindi. Gli obiettivi non cambiano, le partite che dobbiamo vincere sono altre, questa era per metterci alla prova, per capire se eravamo da playoff o meno. Il risultato parla chiaro, quindi al momento piedi per terra e BMD Gianicolo giovedì prossimo. Sicuramente partita non facile, è un campo dove tutte le squadre al vertice hanno fatto fatica, erano ben messi in campo, tutti chiusi e è stato difficile. Poi dopo il primo gol abbiamo gestito palla e poi siamo venuti fuori alla lunga. Sicuramente è una vittoria importante, però la prossima partita c'è l'Eurobet, è sicuramente uno scontro al vertice, quindi dobbiamo vedere partita per partita perché la stagione è ancora lunga, comunque abbiamo tutte squadre importanti.